Eccoci qua Presidente, un 4-0 che non lascia molto spazio a tanti commenti. Abbiamo subito un gol forse in fuorigioco all'inizio e subito con un uomo in meno la partita era dura. Però adesso è la quinta sconfitta consecutiva e qua l'obiettivo comincia a essere chiaro, la salvezza. Certo, diciamo che la partita è iniziata male dall'inizio perché era nella convocazione Pivetta, purtroppo con riscaldamento ha avuto un risentimento muscolare e non abbiamo neanche potuto utilizzarlo. Siamo partiti con un gol, anche per me era nettamente in fuorigioco e poi dopo espulsione di Dodorico come ultimo uomo, 1-0, questa è la prima in classifica, hanno fatto 6 partite, hanno vinto 5 e ne hanno persa solo una. Ci poteva stare, ecco, quindi, però chiaramente 5 sconfitte non è mai successo, neanche l'anno scorso Neanche il primo anno. Sì, neanche il primo anno e neanche l'anno scorso che abbiamo avuto un momento di crisi, ma eravamo sulle 3 sconfitte e un pareggio. Questa sconfitta e anche in questo modo cambia qualcosa nei piani della società o nei piani del mister come appunto filosofia di gioco da qua in avanti, visto che abbiamo 6 punti? Vedremo di parlarne in settimana, abbiamo convocato per lunedì, ma già la settimana scorsa avevamo convocato un consiglio direttivo, ne parleremo, vedremo, però diciamo che la fiducia sul mister e sui giocatori, ecco, una cosa posso annunciare è che avevamo già preso delle contromisure la settimana scorsa e io venerdì ho ufficializzato alla squadra che abbiamo De Cecco che ha finito di giocare con il Porto Mansuè e quindi l'abbiamo preso noi, si sta allenando con noi e il 6, però prima del 6 di dicembre non lo possiamo utilizzare. De Cecco in che ruolo gioca? È un centrocampista, diciamo quello che secondo noi manca, ecco. Allora diamo, siccome ho visto un po' alla fine scoraggiati i tifosi che si sono un po' divisi Ecco. sulla curva B, questo è un brutto segnale, ma vogliamo dire qualcosa per la prossima domenica di continuare a seguire il Porto, insomma? Sì, ecco, io sono deluso anch'io di quello, della prestazione della squadra e tutto, immagino i tifosi, ecco, io li ringrazio moltissimo perché ho parlato con loro anche prima di questa partita, hanno incoraggiato dall'inizio alla fine i giocatori, quindi si meritano qualcosa di più. Quindi speriamo di poter cambiare la rotta. Ecco, Teniamo duro, insomma. Teniamo duro. Grazie. Mister.